Come le chiesto un po' alla mamma, figlia della fatta. A tua figlia? A me figlia, sempre te lo scordo. Sempre te lo scordo, guarda Russo. Ma non capisci che tu hai un papo preciso con tua figlia l'accoppiata con chi la mannisce? Avessi stato preciso, avessi stato, ci abbalava io e te lo ci abbalava. Ah certo, tu sentissi sordi a Nurbano. Ah no, no. Scusa mia, figlialo! Io sono l'armo preciso! E fa amore la mia così! Le fantasmi non esplodere. Poi ci parli. Piacere, io sono Nana. Ma con compadre, con Piacere. Nene, qua ci sono due persone. Vieni. Non lì. Piacere, io sono Nana. Nene, io non c'è io, come ti chiami? No. Piacere, io sono Nene. Piacere, io sono Nana. Io sono Nene. Piacere, io sono Nana. Piacere, io sogno sapere chi sta mio marito bambino Puzzicella. E noi non siamo come E io sogno Nene. E io sono Nana. Buone, ma non è spontato, dico siete figli, così, che buono, che casa di fonaco. Mamma mia, chi... Non è cata? Nana. Sì, mamma. Ma quanto motivi la tirica cincio le case delle cristiane musicati senza toppiare, Vero, mamma. Buongiorno. Prego, signora. Scusi, si accomodasse nelle segge. A chi quella parte? Grazie, sì. Ma ci penso, figlie belle sono. Grazie. Sì. Mi presento. Sono donna Frannuccenza, vedova Suriano. Vedova Suriano. Sì, i miei figli Nenè e Nanà e mio marito Don Ciccino. Penso che vicino mi disse. Sì. Scusa, come si chiama la donna? Donna Frannuccenza, vedova Suriano. Vabbè. E poi disse che chi è suo marito Ciccino. Sì, Però lei è vedova. sì. E me la cosa non mi compagna a me, sapete? Mia, Nino. Manca a mia. Sarò più chiara. Sì. Io sogno vedova per la sesta volta. A mia ma bastamma super ciao. A mia mezza. E ora vinni cane ossia per farmi leggere l'avventura. E se sto cristiano che presente sarà mio marito, mi sposerò per la settima volta. Complimenti, veramente, complimenti. Come le 7 pizze capitali in sostanza. Ma che te sono venuti, che sapore! Sono le mutande della mamma. Ma da devo che è orso preciso in sostanza. Ma se la mamma non te le mette mutande? Te le mette a capodanno. Ma finisce la cosa. Posate queste cose, subito. Ma, se lo cuore mi scura. Io in che cosa posso esservi utile? Fatemi capire, ma soprattutto una domanda che mi viene spontanea, diciamo. Ma tutti sti mariti... Tutti sti mariti come sono passati a miglior vita, diciamo, come sono allampati? Caro Dormino. Così per ha messo il dito nella piaga. Quale dolore, Troia, mi soffieni. Sapete, ma io fermo è stato. Mi scusi, se mio marito è stato un buon patente, ma che vuole? Para all'entrato, ma ne che c'è? Ma se io non dico lei mi sono da banco. Ma infatti! No. Meglio è meglio. Solo così posso dare pace alle loro anime. Con l'armuzzo, vero? Ciccino, dormi di cappe! Ma perché arrabbiamo? Ma, State come ci muore? Mio primo marito morì nel 1922 per infarto al miocardico. Ma ci vede al suo? Al suo che? Devo dire per infarto al suo... Al miocardico. Al suo cardico? No, al suo, ma al mio. Senta, il suo era un marito, il suo era un suo cardico. Ora, Prosegua. E secondo me...
Lo secondo marito morì nel 1924 per una paralisi. Lato ascendente verso il cuore. Morì di blocco. Come? E che come morì di blocco? Non posso di blocco. Lo terzo morì nel 1926 per il chitus. Ma che mischino! Bronchite? Quale bronchite? Come poco fa disse che aveva la tosse? Ma quale tusse? Che tusse? Un corpo intenso e non ce ne vede all'affare, schifo. Oh, mi scusi che bolle, non sono molto allistrata in queste cose. Prosegua. Lo quarto morì. Mi inceppavi. Sì. Come ha finito? Lo quarto morì nel 1928 in seguito ad una caduta dal gabinetto. Dal gabinetto, capito? No. Un gabinetto? Oh, ma... Morì? Sì, causa lui fumare. Mi scusassi, e come mio marito fuma vedendo il gabinetto, come è che sai trovare Ma con... ce lo sto raccontando? Sì. Mischinetto si faceva la barba e si tagliava con un rasoio. Disinfettava sta ferita con lo cottone e ammogliata allo spirito. Disinfettava. Tanto che tinchio lo gabinetto, chino di cottone ammogliata allo spirito. Poi mischino si assettava per esigenze fisiologiche. Chi? Stava cacando, scusate l'espressione. Salute. Sempre fina. Poi mischino finì di fumare la sigaretta e lettato in caro gabinetto. Una bomba! E ci satarono tutti i cosi! E meno male! Ma come, scusi, suo marito a lampare e lei dice meno male? Ah, perché un arrestanente! Arso! Di coppe. Di bastone! Ah, meno male allora che morì io. Ma comunque! No, comunque, come proseguiamo? Lo quinto morì nel 1930 di tubercolosi. Di che? Tubercolosi! Di Con le che? tube. Quale tu? Lo sesto morì nel 1932 nelle sue piene funzioni di marito fedele. A letto. E che leggia? Non leggia, eseguia. Non lo capivo veramente. Che leggia, a letto. A letto, spartuto letto. A letto. No, mio marito non può capire perché già sono scordata 40 anni che sì. Scusate, allora signora, mi scusate. Sì. Prosegua. Ma che leggia? L'altro marito come ci morì io? No, è il settimo, eccolo qua, ancora vive e vegeto. Oh, mi scusi, ma guarda questi mariti mi confonnivo, ma in sostanza dico... Ma giusto è. Lei chiama in sostanza un camposanto tutto per lei, eh? E traditi non si scerriano. No, nell'altro mondo esiste solo la pace. Magari troppo. Ma allora che fare? Proseguiamo? Proseguiamo, Sabetta, prendimi. Sai che ti dico? Pigliamo pappagallo. Sì, subito marito. Pigliamo pappagallo. A sto giro ci leggiamo l'avventura col pappagallo e le pezzine. Le pezzine pigliami. Nonnino, La casanterra mi sta cadendo. No, ma. E ci lo io che sogno arbo? mi scusassi, ma vostri anni fa fatture? No, cango non siamo in regola. Ma che c'entra, le magari intendia? Ah, le magari? No, io sono dottore. Quindi laureato e tutte cose. E le magari, la vanetta appresso c'è lo sto peppinolo magari, non si servesse già. Va bene. Prego, caro marito. Che piglia? Un pappagallo. Non c'è come da pigliare. Ma con tutte queste cose caghi nello gabinetto, le cose pensavo che avevo detto che sto pappagallo. Ma quanto sei soccona, pigliamelo pappagallo, vai, è le pezzine. Va bene. Amore. Scusate. Prego. Ecco qua. Il mio pappagallino Ciccino. Ah, Ciccino. Ciccino è un bello, unità, non mi cuore, quando è comune quando sei bello. Questo pappagallo ci hai avuto troppo bene sempre. Più bene da mia moglie, ci hai avuto questo pappagallo. Immagini che simpatico. E allora proseguiamo? Proseguiamo. Che c'è? Non questi meglio non ci sarà ancora con le carte, mi sa che ci cosa sta. No, Don Ciccino.
Deve sapere una cosa. Quando si tratta di leggere l'avventura di una femmina schietta, prendo le carte. Quando si tratta di leggere un'avventura di una femmina già maritata, che non è illibata, prendo il pappagallo con i pizzini. Va bene? A me mi dispiace di dircelo io, ma sua moglie non è illibata, c'ha che dire sapere. È vero. Sua moglie è un po' sfonnata. Dette morire, vabbè. Per sua moglie ci volesse una gabbia piena di uccelli. E allora Ciccinetto mio, fisca bene e d'una cura, tira lo pezzino dell'avventura. Forza Ciccinetto, fisca bene e d'una cura, tira lo pezzino dell'avventura. Che sta facendo? Che sta facendo? Io Cicino mi chiamo. Ma mio marito non diceva a lei, diceva al suo uccello. Prima di lei si chiama il mio uccello Cicino, va bene? Cicino, allo posto. Allora poi, Allo posto. uno buono, va bene. Fanno trasferire uno buono, capito? Faremo tempo che la pignare. Amore, forza Cicino, fisca bene ed una cura, tira lo pezzino dell'avventura, forza Cicino! Forza Cicino! Forza Cicino è il bello mio! Ma re, ma senta Cicino, è l'uccello di mio marito, capito? Lei è Cicino del nome, ma si capisce, lo chiamiamo cretino, cos'è un zesoso. Va bene? Cicino lo cretino. Cicino? Cretino, allo posto, allo posto. Allo posto, Cicino. Dino, e tu vedi di spidugliare tu questo gente che ha chiamato. Forza Cicino, fisca bene ed una cura e piglia un pezzino dell'avventura. Grattaci il culo, da questo cauttia, grattacino, dai. Forza, forza. Vai Cicino, vai Cicino. Lo piglio io, ne capiamo Cicino. Quando a te non ti cala una cosa, sia così, come mia moglie. Amore. E allora leggiamo l'avventura a questi sposi, a questi possibili sposi. Leggiamo l'avventura. Dunque, motto... Ma che succede io, amore? Non ho cominciato io. Ah, come non dissi molto! Motto come per dire proverbio, detto. Ma mi scusasse, l'abitudine prosegue, ma... Chi da si scambia, né? Dopo sei marito, ora si scambia cosa lo settimo, l'ottavo, nono, invece poi ci volano tutte, vedete? Meschino cosa la piglia per moglie. È coraggioso, Buona e buonaventura, piscia lo letto e si dice casuta. Numero 7, come un numero dello settimo marito. Leggiamo. Si stenne corta e larga ci abbasta, taglia di cozzo e vedi che resta. Stoffa di lino con maglia rasata, mogliere tua, sitti l'una vasata. Forza! Recitate! L'eterno riposo! Sì. Recitate la parte della buona mogliere. Date una vasata al vostro futuro marito. Ma che sogno contenta, Mi potete maritare? è la prima volta, Che fate? Che dopo, con la beve, non sono contente? Ma che sogno contenta. Comunque, benissimo, l'avventura è a vostro favore. Ve ne potete andare tranquillamente, ve lo potete pigliare, non ci sono problemi, va bene? Va bene, grazie, va bene. Marito, ma guarda. Papà. Gioia, quando è così a doppiare mi fa scandare! Qua, fondo. Botta di sale, ma che modi sono questi, signora? Mi fecero un masare! C'ha mia figlia, c'ha il zumba! Aspettate! Ma appunto ci sarei lasciata!
Ma che brutta! Ah, questa è l'orgoglio mio, mia figlia Mimitta. Ve la presento, Mimeduzza. Forza, Dove va? Mimita. Complimenti! Avanti, Mimita, salute signore, forza. Mi vragno! Ma come te vreogni? Saluta. Saluta, saluta. Ma se te vreogni come va a trovare lo zito, babba. Salutiamo Mimitta. Mi vragno! Signorina! Salutiamo. Signora, venisse lei perché se vreogna. Signorina, che piacere conoscerla! Vieni tra le mie braccia, signorina! Maria Santa, vi presento il marito del Giccino. Faccio Giccino. E l'aia! Ma che bello conoscere una bella ragazza. Che bel viso, che occhi dolci, che sguardo languido. Tutto è così a questa essere maschera. Orbe. Ma quale orbe? Chi tu la taglia con gli occhi dell'anima, vero? Sì, all'uso di cannella ogni cannavazzo e panettila. Mazzetto te. Ah. Buona figlia mia. E presento mia figlia Nana. Papà, mi pare malo! Camina. No! Nana. No! Ti disse cammina. Pula. Sì. Prego. Ma che l'aria! Salù! Aspetta. Questi! Mamma! Avevo detto! Allora già ne sta dentro. 50 anni. Mio figlio Nene. Prego, Nene, questa è mia figlia, prego, Nene! Piacere. Io sogno Nene Provenzano. Ma chi? Mi pare malo, mamma! Vedo musichiamo. E Ah! avrei il piacere di frequentare questa casa. Mamma, ma chi è cretino? Ma chi è sto vero cretino? E bene, innanzitutto, susi la testa, perché segno di buona educazione te l'ari cristiana in tala faccia. Susi la testa! No! Se Nenè ha tutto questo interesse di frequentare la mia casa, Nenè si può venire a scurare dentro di mia anche Camora, si curca un taluletto grande con mia, Nenè? Sì! No! Va bene a frequentare la casa così diventa meglio e si fa zita con mia figlia. Però l'umeletto non si tocca, vedi tu non la lasci spazzare. No, io si scura un taluletto grande con mia. E io non ne becco con No, state con le mole, che buono! Ma non sei tu che ci porti tu con le mura. Senti. E allora, Nenè, se tu hai tutto questo piacere di frequentare te come figlia, ti pigli e te la vedi? No, non ti spiega buono, mio figlio, non ti spiega buono. No, assolutissimamente no. Nene, mettiti l'occhiello, capisci che si apre dell'aria comunque. Non c'è bisogno che la testa, Nenè, ascoltami. Io ti va bene Camora stesso, ti fa bene scusami mia, poi l'accordiamo, un letto lo troviamo, non c'è problema. Vedo me, tesoro ave ragione, mettiti l'occhiello. Signori miei, non si spiega buono, mio figlio è orfo e certe volte non sa conoscere qual è lo bello e qual è lo brutto. Ma lei sa battagliare, è bello il dentro, dice che No, susi la testa, Nenè. No, Nenè, calza testa. Nenè, calza testa tu, non c'è bisogno, signore, ascolta. A me non è che mi interessa caso figlio, guarda. Poi stai sotto, gnogno, come viene, abbassa che Nenè, domani, tranquillamente si conosce con mia figlia, vero? Senti susi la testa, susi la testa. Benissimo. Mettiti l'occhiale. Nene, Io voglio frequentare questa casa. tu puoi venire ora stesso a frequentare questa casa, non avremo problemi, va bene? Ok, a posto. Scusi la testa. Venite domani, non c'è bisogno. Sì, a postissimo. A posto. Stai rigurgitando? Chi è? No. Posso venire, sì o no? Può venire Camora stesso, tu dici. Oh. No. Forza, può venire, dai. Ma sei tu che non muovi? Io non voglio, manco io. Non mi piace chissà via, non mi piace. Ah, sì? Sì. Lo sa che faccio? E che fa? Ma fuoco. Affogati! Ma fuoco. Cado, non lo fai! Non lo faccio! No, Dai, amica, tu sei adottata intanto, ricordati. Affogati! Non mi interessa niente! Affogati! Sogno consumatemi, tutta colpa di Massia! Tutta colpa di Massia! È colpa di Massia! È pure di Massia! Non la sapete pure di Massia! Colpa mia, io c'entro niente, non è problema di Ma niente. scusate, noi abbiamo altri tutti. Come ne potete dire, insomma? Sì, togliamo Sì, lo disturbo, sì, sì, sì. è meglio che niente.
scusate, ma c'è un piccolo contrattempo, Ok, va bene. Donnino! Quando è lo disturbo? 10 lire. Vieni qua, dai. Va bene, vi anche senza titolo ci sentite, ah? Come si dice, i sordi fanno lo brasone, allo babbo e allo minchione. Bravo! Arrivederci, Arrivederci. Amenini, forza. Forza Mimida, avanti. Forza Mimida, forza, dai! Salutalo, magari lo prendi! Come davanti? Lo sapevo io, per me, normale era. Io mi confondevo, mamma. Per me. Magari io mi confondevo. Niente, ritirate anche dalle case, per favore, va. Va, porca te va! C'è la lavanda! Una lavanda! Colpa di Mossia, tutta colpa di Mossia, e lo vedi come mi finio, Ah mia, a mia moglie! Come una vita sta buffonata, spoglia della guida! Ah mia! Ma che dici? mio frate mi sta fuori di dintra come un cane, ma si cuta con un'accetta, e finché ci voleva c'è la fine di San Giovanni e decollare. E dimmi che buono, ma da volata, va! Ministro mia, pulitelo giù dall'avventura a mano tua, e ora io che vi sto a fare? Che mi sta a fare, Mossia? È arrivato dentro e diventa forte, mio frate Ramon, non forte. Mi comincia a dire che era colpa mia che non si poteva maritare perché era io la femmina della sua ventura. E mi sta fuori, mi sta dovete risolvere questo problema, mi dovete risolvere questo problema. E quale fosse la risoluzione di questo problema, va? Io dentro non ci vado, chi sta sicuro? E che da restare qua? Pila appunto, mi resto qua. Dentro mia! Dentro di Mossia. No, sbaglio, c'è per la mia. E mi faccio ammazzare di mio frate? Ma mi sta a fare ammazzare di mio frate? Sì, mia ti fa ammazzare! No, tu calma il resto, Dattandino! Ma non mi metto da mezzo. Dattandino! Da tuo fantasma è! Dattandino! Lo faccio giù io! Mi vede sul tavolino, donna. Tutta la sedia! Ma quale sotto la sedia? Fallo mettere una della tendina! La tendina! Cacca! Commogliala! Dattandino! Bene! Ma come cosa? Bene! Oh, da raccomando! Cacco cerca! Ma cosa cerca lei? A me solo! No, tesoro un cercano! Canudo c'è! Sape tu ne chi da sape? Sì, ma Canudo c'è qua! Cosa cerca? Dove? Ma tu! Lama! non cerca! Non c'è! Non cerca! Sotto Lei. là! Ma que? Mia figlia! Aveva fitta in testa, stava arrangiando e la mise dopo! Adeva! Perché stava la testa infasciata, Non capito? cerca, Doramo, non c'è, se ne può dire! Va bene! Io me ne vado, ma sta lì! Catino! Ma sei meglio! E la trovo qua! Guardi! C'è Dini che la scanno! Nino! Che? Ascannato! Che? La testa ci taglia, Nino! Ma vero lì? E ce la mise a posto delle pene, penso, da Nino! Che cerchi, camora? Adesso! Oh, madre, allora vero, non ce la tagliamo! Ma allora vero sabetta, sì! Però Nino troppo in due! Ma tu sei una trompelluna! La testa! Perché la testa cerca? La testa! Ah. La testa! Non è la testa! Madre mia! Buona armuzza! Fine primo atto! E cominciamo una giornata. Ma porta sciammata di Pinuzza è sempre in ritardo. Dico Pinuzza, portami le erbe che hai a travagliare, portami le erbe che hai a travagliare. Sempre in ritardo sta persona. Sballata pessa, picciottina. Ma tattite. Sta bene di cazzo buttice, sta bene di... Ma come sei come nata, Pinuzza? Cazzo buttice. T'hai detto a chiamare Zonino dottore, amore. Oh! E tu buttice. Zonino dottore! Tu buttice, come ci dici io?
Sonino dottore. Ascolta mia, ripeti che tu ti dico io. Ripeti che tu ti dico io. Ripeti che tu che ti dico io. Ripeti che tu che ti dico io. Ripeti che tu che ti dico io. Lo capisci? Ripeti che tu che ti dico io. Non ma fare l'eco. Non ma fare l'eco. Non ma fare l'eco. Ma questo è eco. Pensate qual è qui. Ma possiamo Le portarsi dirci? le erbe. Ma certo che ce le portiamo. Pigliale. Ti vai piglio, un secondo. Bucca. Ma donne là, donne là. Vai piglio le erbe. Ma donne là. Da fora. E chi ci fanno da fuori se se ne fregano? Lume sceco c'è. C'è l'uto scego da fuori. Ma sì, che fora è? Mi aspetta. Aspetta, ti pezzo. Si chiede per le erbe. E se se la rubano che fa? Non se la rubano. Perché? Sempre allerta lume sceco, su dottore. Lo scego che allerta, lo scego che ci fa la guardia alle erbe ora. Certo, abbaia. Sì? Abbaia, babao. A tu come Lo scego che fa baia. A tu come? Papà mi dici una cosa. Lei che è dottore. Non si dice cane che abbaia non muzzica. E mi diceste un'altra cosa, dottore. Come scego che fa muzzica. Non muzzica. E allora su muzzica abbaia. Abbaia. Ma quanto sei tunna, pigliami queste cose a lei. E fatti che serve. Vedda. Ma Vedda. l'otto da. Ma pigliami queste erbe per non vai, sapere fare ca- una scarpa. 2 minuti precisi per. A lei. Ma come a Bene. fare? Questo è peggio di sopra. Forza pronuncia. Alle stemone. Che è, dottor Nero? Vieni. Ah, scusate. Ma che è tunna precisa? Oh, dottore, così c'è. No, però tu non può capire cosa. Che c'è? Non ce n'è più. Chi con c'è? Non ce n'è più. Le erbe. Erbe, chi zocco? Ha visto la giochiera all'alta lo scego? Ma chi sta ingocchiando? Chi vive? Chi vive? Lasciamelo vino che La serve. sunna lippata. Mamma mia. Non c'è più, se lo mangia. Se lo mangia? Lo scego se le mangia tutte. Lo scego se lo mangia le E erbe. che deve fare? Tagliava? Scego idro e toverina. Amorino, a lei si deve e mo accogliere al re. Ma tu, una cosa, io se non voglio abituare a non mangiare. A te. A tia. A me. Allo scego. Lo volete abituare a non mangiare allo Mi scego? sta dieta. Allo scego come ti sta a dieta? Un pochettino. Ma veniamo penosa, vediamo una macchina va. Ricca, penosa, ricca. Mamma mia, uno buono non lo fanno. Amore, camera. Scego. Quando saluta Ciccinetto mio che ando al balcone, va? Ciccino mio, stai venendo, senti? Oggi tutto mio, stai venendo, senti? Stai venendo Ciccino? Perché non risponde, Ciccino? Perché non risponde, Ciccino? Oh ma risponde l'oggetto! Oh ma risponde l'oggetto! Ciccino! Ciccino! Ma che come a fare ora, Cicino, come a fare io? Madre mia!